Qualcuno dai corridoi dei palazzi sussurra che questa volta sono i sindacati a mettersi contro il presidente della regione dopo le accuse ai loro dipendenti considerati grattapancia. Ed infatti il primo effetto sarà lo stop all'apertura dei siti museali in Sicilia per il mancato pagamento degli arretrati. I sindacati infatti non ci stanno ed hanno scritto una nota al governatore. Caro Presidente, sono ancora fermi i pagamenti delle indennità del 2019, spettanze dovute per i sacrifici fatti, scrivono i sindacalisti Salerno e Di Paola del Sadirs. E non si può chiedere continuamente ai lavoratori uno sforzo senza alcuna retribuzione. In tutto sono circa 700 i lavoratori in attesa di indennità che in media si aggirano tra i 3 e i 4 mila euro. Questi lavoratori, scrive il sindacato, hanno garantito l'apertura dei musei la domenica ed i festivi lo scorso anno, senza ricevere un euro di indennità aggiuntiva. Per giunta sono pure accusati di essere fannulloni. Questo è il risultato di una politica fallimentare dell'assessorato e del governo, nonostante la disponibilità e la buona volontà del personale che ha sempre lavorato con coscienza e nell'interesse della pubblica amministrazione. Evidentemente tutto questo non è stato compreso, dice ancora il Sadris, che ribadisce che fino a quando non si avranno notizie certe non firmeremo nessun nuovo accordo. Ricordiamo perfettamente che il caso era scoppiato alla fine di giugno, quando il dirigente generale dei beni culturali Sergio Alessandro aveva comunicato ai sindacati che nelle aree archeologiche si era già arrivati al limite dei turni e si chiedeva la predisposizione di un piano straordinario con incentivi per garantire le aperture dei siti. Lo stesso piano approvato l'anno scorso che non era stato neanche pagato. Durante il periodo del lockdown, infatti, la gran parte del personale ha lavorato anche nei giorni festivi, assicurando la guardiania con un personale ridotto all'osso. La Sicilia, conclude Di Paolo, ha molti siti culturali e devono essere sorvegliati tutti. Per far questo è necessario che i lavoratori siano pagati per il servizio che svolgono.